Migliaia le associazioni sportive che rischiano di essere colpite dalla crisi quando si potrà riprendere l'attività, probabilmente dalla prossima stagione. Lo sport di base rischia di essere il più colpito, con le famiglie che dovranno far fronte a quote, iscrizioni e costi vari, magari senza avere però la stessa capacità di spesa. Sono molto preoccupato per il futuro dei nostri ragazzi, il futuro delle associazioni sportive. Credo che la ripresa sarà veramente difficile e io mi aspetto un intervento economico da parte del governo, da parte del Ministro dello Sport, di concerto con il CONI. Senza un aiuto economico dallo Stato, insomma, sarà molto più difficile ripartire. Il Comune in questa fase cerca di dare sostegno alle associazioni e ai collaboratori sportivi, una sorta di assistenza burocratica e legislativa. Quando e se arriveranno i soldi dal governo, però, come potranno essere utilizzati? Immagino che i soldi verranno destinati alle federazioni, le quali federazioni, secondo me, come prima cosa devono ipotizzare che le quote di iscrizione e di tesseramento della stagione sportiva prossima non debbano essere pagate. Cioè, con il contributo che arriverà dal governo, come prima cosa io ritengo che le federazioni non debbano chiedere €1 alle associazioni sportive. Altro capitolo delicato è quello degli impianti sportivi. Chiaramente tutti gli affitti degli impianti sportivi comunali sono sospesi. Martedì andremo in giunta con una delibera per cui verranno sospese anche le richieste di pagamento di tutti i piani di rateizzazioni che sono in corso delle associazioni che gestiscono impianti sportivi. Noi stiamo dando una mano da un punto di vista economico, oltre al supporto morale.